Buonasera a tutti. Dopo 2 mesi di stop del campionato di Serie C nazionale, iniziamo a ricominciare con domenica prossima, il 10 gennaio, la prima partita di recupero, con tante incertezze e sicuramente tanti punti di domanda. Partiremo questa nuova avventura sperando di completarla. Chiaramente tutti quanti noi speriamo che si portarla alla fine del campionato. La squadra chiaramente si presenta preparata con alcuni chiaramente molte mancanze, però questo direi lasciarla dirlo al mister che ci dirà esattamente come ci prepareremo a questa partita. Sì, domenica ci aspetta una partita molto difficile, andiamo a affrontare una squadra importante, una squadra costruita per fare un campionato di vertice, una squadra anche anagraficamente molto più esperta della nostra, è una squadra che era a punteggio pieno al momento della sospensione. Noi domenica saranno più di 2 mesi dall'ultima partita, però non è cambiato molto, nel senso che eravamo un po' in emergenza a Trieste e saremo un po' in emergenza anche domenica. Però la partita di domenica, insomma, per noi deve essere un'opportunità, non ci sono obblighi, loro sono sicuramente di caratura superiore alla nostra e la pressione poi è tutta su di loro, insomma. Noi dobbiamo fare la nostra partita, chiaro che se vogliamo salvarci qualche punto dobbiamo rubarlo anche alle big, però domenica noi andiamo in campo tranquilli, fare la nostra partita e poi uscirà quello che uscirà, insomma. Prima esperienza con l'universo del calcio femminile, diciamo che questa sosta gli ha permesso di acquisire ancora più conoscenza. Sì, beh, sicuramente settimana dopo settimana cresce chiaramente la conoscenza e anche la capacità, insomma, di stare all'interno di uno spogliatoio diverso chiaramente da quello maschile. E sono stati 2 mesi un po' particolari, insomma, perché allenandoci sostanzialmente solo in distanziamento abbiamo un po' faticato, ecco. Quindi anche in questo senso domenica è un test un po' impegnativo, insomma, perché sono 2 mesi in cui ci siamo allenati in maniera un po' strana, un po' anomala, e quindi sono curioso di vedere, insomma, cosa possiamo riuscire a fare domenica. E il gruppo come ha reagito a questo momento particolare? Quanto è stato difficile trovare stimoli? Indubbiamente anche gli allenamenti che abbiamo svolto si sono tenuti con un po' di ansia, perché appunto siamo state costrette a svolgere, come diceva il mister, degli allenamenti in modo diverso. Nonostante comunque il distanziamento, noi siamo una squadra unita e quindi domenica, come ogni domenica, scendiamo in campo con la speranza di portare qualche punticino a casa. E quindi sicuramente le altre avversarie verranno qua pensando di vincere, ma noi daremo filo da torcere. Tra l'altro una ripresa tra tante difficoltà ed incertezze, con la novità dell'obbligatorietà dei tamponi ai quali la squadra dovrà sottoporsi settimanalmente. Economicamente non si è ancora capito a chi dovrà essere spedito il conto, il che preoccupa non poco, soprattutto se sarà la stessa cosa anche per le under 19 che dovranno iniziare il proprio campionato da qui a poco, con conseguente raddoppio dei costi. Domenica riparte il campionato, però noi guardiamo anche un po' più avanti, perché da come è previsto dalla Lega dovrebbe ripartire anche il campionato dell'Under 19. Con il 10 gennaio siamo obbligati a questi tamponi settimanali 48 ore prima della gara. Siamo in attesa da parte dell'ente della Federlab, la quale dovrebbe venire a fare i tamponi in campo. Chiaramente noi siamo preoccupati, perché se lo standard di attenzione per cui tamponi e quant'altro verranno riversati anche per la 19, purtroppo sulle spalle della società iniziano dei costi che sono grandissimi, importanti, che ora come ora la mancanza di qualche sponsor che ha abbandonato, purtroppo legata al Covid, e gli stadi vuoti, eccetera eccetera, tutte le società come noi in questo momento qua hanno grossissime difficoltà.
Domenica partita a porte chiuse, il Portoguaro vuole comunque fidelizzare tifosi e sponsor attraverso la trasmissione del match in live streaming. Poco prima della partita, sulla pagina Facebook del Portoguaro femminile sarà reso noto il link al quale collegarsi. Nell'occasione volevo ricordarvi che domenica prossima ci sarà anche questa ripresa via streaming, che via Facebook e quant'altro potrete vederle, queste ragazze in azione. Mi auguro che molta gente ci segua in questo nuovo anno che riparte e possa dare anche questo supporto via TV a questo campionato femminile di Serie C nazionale.